Rigore Inter-Napoli, la moviola del quotidiano alimenta il caos. Avete sentito? Conte subisce un durissimo attacco in TV dopo uno sfogo, e anche oggi Meret non si sottrae alle critiche. Chiariello fa una dichiarazione forte sul portiere del Napoli. Tutto questo e molto altro lo scoprite adesso. Avete già controllato se siete abbonati al nostro canale. Qui vi teniamo aggiornati su tutto quello che succede al Napoli. Aiutateci a raggiungere l'obiettivo dei 10.000 iscritti. Grazie tifosi. Fa ancora discutere l'episodio del rigore concesso all'Inter nel corso del big match di domenica sera. Dopo la sfuriata di Conte in diretta, arriva la moviola del quotidiano, continua ad alimentare la polemica. Il Napoli esce dallo stadio San Siro con un punto e, soprattutto, con la vetta in solitaria in classifica ancora blindata, che era l'obiettivo che il tecnico Antonio Conte si era posto per questa delicata trasferta a Milano contro l'Inter. La rete siglata da Scott MC Tominay aveva illuso tutti circa anche la possibilità di poterla portare a casa con bottino pieno, ma il gol di Çalhanoğlu ha riportato poi il match in equilibrio. Il turco, poi, ha fallito il calcio di rigore nel corso della seconda frazione di gioco, evitando così una sconfitta che ad Antonio Conte sicuramente non avrebbe fatto piacere. Soprattutto se si considera che l'episodio che ha portato al rigore continua ad alimentare le polemiche. La sfuriata dell'ex commissario tecnico della nazionale ai microfoni di DAZN, qui per l'intervista dell'allenatore, è sintomo di una decisione che non è stata affatto digerita dal club partenopeo. Ad aumentare le polemiche è anche la moviola del quotidiano Il Corriere dello Sport. La medesima fonte conferma che si tratta di un contatto molto leggero, mettendo nel mirino l'operato di Mariani. Tuttavia, il giornale torna a sottolineare il motivo per cui il VAR non è potuto intervenire, punto della questione sollevato da Conte nel post partita dello stadio San Siro. Anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport è d'accordo. Il rigore concesso da Mariani all'Inter macchia la sua prestazione in occasione del big match di ieri sera. Questo è ciò che dice il giornale. Mariani assegna il rigore per un contatto leggero. Anguissa tocca l'esterno del polpaccio sinistro di Dumfries che va giù. Non c'è forza, non c'è vigoria. Però, visto che gli tocca la gamba, il VAR non può intervenire. Una svista grave per un arbitro come lui. Il quotidiano conferma la svista in occasione dell'episodio che ha mandato su tutte le furie Antonio Conte, sia ai microfoni di DAZN che in conferenza stampa. Fa, però, altrettanto discutere il protocollo di applicazione dello strumento, fulcro della questione avanzata dallo stesso allenatore, che non è apparso tanto convinto nemmeno davanti all'ipotesi dell'introduzione del VAR a chiamata. Ma le polemiche di oggi non sono finite. De Paola ricorda l'episodio di Empoli e punge Conte. Attacco durissimo. Fiume di polemiche il giorno dopo Inter-Napoli in seguito allo sfogo di Antonio Conte riguardo il rigore concesso da Mariani in occasione del big match di San Siro. La polemica non accenna a placarsi. Al centro del dibattito c'è l'episodio sul rigore concesso dall'arbitro Mariani nel corso di Inter-Napoli, in favore della squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico Antonio Conte non ha nascosto la sua rabbia, andando all'attacco durante il suo intervento ai microfoni di DAZN e trascinando il tutto anche in conferenza stampa. Quasi tutta l'opinione pubblica è d'accordo sul fatto che il contatto tra Denzel Dumfries e Frank Zambo Anguissa fosse molto leggero, ma non manca chi pensa il contrario o chi, comunque, non è d'accordo sulla scelta da parte dell'ex commissario tecnico della nazionale di protestare in maniera vigorosa al termine del match. A parlarne è stato il giornalista Paolo De Paola, intervenuto a Speciale Calciomercato, trasmissione in onda su Sport Italia. In particolare, De Paola tira in ballo l'episodio altrettanto discusso del rigore concesso ai partenopei in occasione di Empoli-Napoli, pungendo di conseguenza l'allenatore azzurro. Il tutto, a dimostrazione di come le polemiche siano destinate a durare anche nelle prossime ore, se non addirittura anche nei prossimi giorni. Guarda cosa ha dichiarato dal giornalista a tal proposito. Ricordo un episodio ancora più controverso. Mi riferisco a quanto è accaduto nel corso della gara tra Empoli e Napoli. Quella volta furono gli azzurri a usufruire di un rigore quando Politano, in quel caso, svenne. Allora questa stessa esecrazione su un episodio da rigore ci dovrebbe essere in ogni partita. Quello che a me non piace tanto è il sospetto. L'unico allenatore che non dovrebbe mai parlare di sospetto e complotti è, secondo me, proprio Antonio Conte. Lui è carta conosciuta. In questo modo lui, così facendo, sta togliendo tutta la pressione dalla squadra. Non ci sono dubbi sul fatto che tale polemica continuerà a caratterizzare il dibattito anche nelle prossime ore, accendendo ulteriormente i riflettori sulla classe arbitrale in Serie A. Qual è la tua opinione? Lasciatelo nei commenti, ma le polemiche di oggi non sono ancora finite. Ora parliamo di Meret. Alex Meret è al centro delle critiche dopo il gol subito su tiro di Hakan Çalhanoğlu nel corso della sfida di domenica sera tra l'Inter e il Napoli.
A parlarne è stato il giornalista Umberto Chiariello. Vedi se sei d'accordo con la forte affermazione di Chiariello. Il giorno dopo Inter-Napoli, diverse sono le polemiche che stanno caratterizzando il dibattito attorno alla sfida di San Siro, che si è conclusa con un risultato di 1-1. Tra i tempi più dibattuti c'è sicuramente quello relativo ad Alex Meret. L'estremo difensore non è apparso impeccabile in occasione del tiro di Hakan Çalhanoğlu, complice anche una marcatura difensiva non perfetta da parte di Billy Gilmour. A parlarne è stato il giornalista Umberto Chiariello, noto estimatore del portiere azzurro, ma che non si sottrae nel sottolineare l'errore da parte sua. Il secondo consecutivo dopo l'incertezza palesata sul gol incassato da Ademola Lookman nell'ultima sfida casalinga contro l'Atalanta. Alex Meret torna a far parlare di sé, in seguito al gol incassato da Hakan Çalhanoğlu nella sfida contro l'Inter. Il portiere del Napoli, in queste ore, è stato molto criticato e il giornalista Umberto Chiariello lancia anche un interrogativo su quella che potrebbe essere anche la risposta dell'estremo difensore all'infortunio patito di recente, che lo ha tenuto fuori dai giochi per circa un mese, in favore di Elia Caprile. Le dichiarazioni rilasciate dal giornalista a Canale 21. Meret sbaglia sul secondo gol contro l'Atalanta, non spinge con la mano che è moscia e subisce gol da Lookman. Chi parla di errore sul primo è incompetente nato. A Milano ha fatto ancora peggio. Il tiro di Çalhanoğlu lo prende e se lo butta in porta. Ancora una volta la mano moscia e poca reattività. Allora mi pongo una domanda. Non è che l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori quasi un mese stia incidendo sull'esplosività di Meret? Può essere, perché lui tra i pali è uno dei più forti, ma prende 2 gol consecutivi dove lui non riesce a rispondere a un tiro parabile. Il pareggio dell'Inter è colpa sua, le altre parate sono normali. Sarebbe stata una prova da 6, ma l'errore è troppo grave. È il secondo gol consecutivo che prende così e non possiamo nasconderlo. Si tratta di onestà intellettuale. Meret ha penalizzato il Napoli e si prende il 4.5. Lascia la tua opinione nei commenti così ne parliamo meglio. Grazie per l'attenzione e a presto con maggiori informazioni e tutto quello che succede nel mondo napoletano. Forza Napoli sempre e tutto per